spettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, rieccoci di nuovo insieme anche questa settimana con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Voglio ricordare che parliamo solo di calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Il tutto diviso in due puntate, praticamente nella puntata odierna live il mercoledì tra le 15:20 e le 16:20 e poi avete modo di vedere soprattutto il campionato di promozione ma anche il campionato di prima categoria nello spazio che TVM Palermo propone a partire dalle ore 22 appunto ogni giovedì. Voglio anche salutare gli amici di Sesterete perché hanno la possibilità di vedere in onda questa puntata ogni mercoledì sera a partire dalle 21:30. Parliamo di Serie D, voglio anche ricordare che tra l'altro si sta giocando in questo momento il campionato di Serie D perché c'è il turno infrasettimanale. Domani poi avrete modo di vedere sia le immagini che i risultati. Possiamo vedere la nostra poltrona momentaneamente è vuota, tra poco arriva il nostro ospite, però noi diamo subito inizio alla nostra trasmissione partendo proprio dal campionato di Serie D. Eccola qua la schermata dei risultati. Città di Sant'Agata batte Akragas 2-1. Abbiamo la vittoria dell'Enna 2-1 in casa della Ciriale, mentre invece il Locri vince 2-0 addirittura contro il Siracusa Calcio. 0-0 tra Nuovi Gea Virtus e Vibonese Calcio, 0-0 anche tra Ragusa Calcio e Paterno Calcio. Vittoria invece della Regina 1914 contro il Licata, 1-0 il risultato finale. Così come è finita 1-0 la partita tra San Cataldese ed FC Pompei, pareggio tra Scafatese e FC Sambiase ed infine Castrum Favara Nissa 2-2. Diamo uno sguardo anche alla classifica che vede in testa la Scafatese con 17 punti, 15 punti per il Siracusa Calcio, con 14 la Vibonese, 13 punti Regina 1914, con 12 punti Locri 1909, 11 punti Nuova Gea Virtus e il Città di Sant'Agata con 10 punti. 9 punti invece per FC Pompei, Sambiase, Paterno Calcio ed Enna Calcio. 8 punti Castrum Favara, 7 punti Nis FC, Ragusa Calcio e San Cataldese, con 5 punti Licata Calcio e Città di Aciviale. Chiude la classifica l'Akragas con 4 punti. Partiamo subito con le immagini, lo facciamo con l'incontro che si è disputato a Barcellona Pozzo di Gotto, dove la Nuova Gea Virtus pareggia in casa contro la Vibonese Calcio. A voi il servizio. Tra Nuova Gea Virtus e Vibonese, rispettivamente quarta e terza forza nel girone I di Serie D, finisce senza vinti né vincitori ma con un punto a testa che muove per entrambe la classifica. E sono proprio gli ospiti a provarci dopo 15 minuti con Berardi che penetra in aria ma al momento di calciare trova il decisivo intervento in scivolata del classe 2007 maggio. Rossoblu che si fanno vedere anche al 29esimo con il destro di Terranova dal limite bloccato in tuffo da Belmonte. Poi Ligia Virtus prova a rispondere al 33esimo, Aperi entra in area calabrese e finisce giù reclamando un possibile rigore ai suoi danni ma il signor Adis dice di no. Giallorossi che insistono e al 37esimo Trombino di testa manda alto il cross da sinistra di Calafiore. Nella ripresa però la Vibonese alza i giri del motore sfiorando più volte il vantaggio. Al secondo minuto con Squillace il cui sinistro da fuori si stampa sul palo alla destra del portiere che blocca il successivo tiro dei rossoblù ma in posizione di fuorigioco. 10 minuti dopo con Terranova che dagli sviluppi di calcio di punizione chiama Belmonte alla parata e al minuto 60 ancora con Squillace la cui staffilata da calcio piazzato è fermata ancora una volta dai Legni. Ligea tenta di scuotersi protestando al 70esimo per un possibile penalty ai danni di Trombino ma anche
anche in questo caso il fischietto di Mestre lascia giocare. Barcellonesi pericolosi poco dopo con un cross dalla destra di De Marco che si spegne fuori di un soffio. Poi nel finale Vibonese alla ricerca del gol vittoria, ma anche il tiro cross dal fondo di Alagna deviato prima e il colpo di testa di Latorre subito dopo non sortiscono l'effetto sperato. Il Giovirtus si porta a quota 11 punti in classifica e scivola in sesta posizione, mentre la Vibonese si conferma al terzo posto con 15 punti. È stata decisamente una partita molto interessante, quella che si è disputata in casa della nuova Igea Virtus, pareggio importante per la squadra messinese, ma credo che sia anche un pareggio importante per la squadra calabra che viene attesa prossimamente negli scontri diretti. Proseguiamo perché mi sa che è arrivato un po' di crisi in casa Siracusa, che perde in casa dell'Ocri per 2-0. Guardiamo il servizio. Calabria amara per il Siracusa che dopo Lamezia cade anche all'Ocri, stavolta in modo più netto per 2-0. Partita difficile per gli azzurri e lo si capisce subito perché è aggressivo il Locri di Ciccio Cozza e già al 18° è in vantaggio. Sul calcio di punizione di Alessio Leveque un liscio di Pistolesi permette al brasiliano Reis di presentarsi solo davanti a Iovino e trafiggerlo sotto le gambe. Sulle ali dell'entusiasmo la formazione Amaranto ci prova al 26° con Pelle, il sinistro dell'ex San Luca si perde alto. Al 29° ancora contropiede degli Amaranto e ancora Leveque che fa partire il contropiede della squadra di casa che permette a Giovanni Romano, l'ex del Ragusa, a preparare un destro che si spegne all'incrocio dei pali. Nulla da fare per Iovino e 2-0 per i locali. 2 sole azioni azzurre sul finire della prima frazione. Al 39° ci prova Convitto con un'azione personale, ma al suo sinistro è un tiro cross che non dà alcun esito. Lo stesso Convitto al 42° si ritrova però troppo indietro col corpo e la palla finisce alta. La svolta potrebbe esserci subito a inizio ripresa perché c'è un grossolano errore difensivo del Locri con Palermo che viene esteso dal portiere Donini, calcio di rigore netto che purtroppo però Mimmo Maggio tira centrale con il portiere Donini che col piede di richiamo riesce a parare. Sul tentativo di ribattuta a rete c'è la scivolata di La Rosa che mette il pallone in calcio d'angolo. Nuovi cambi azzurri di Grazia per Longo, Russotto per Convitto e proprio Russotto al 23° ci prova direttamente su calcio di punizione, ma Donini è bravo a respingere in calcio d'angolo. I padroni di casa vanno ancora in contropiede con un sinistro al 29° di Santella che viene deviato però in calcio d'angolo. Ultima azione per gli aretusei al 31° il calcio d'angolo di Di Grazia e il colpo di testa di Baldan e palla che finisce alto. Attenzione a una classifica davvero particolare perché non riescono a vincere né Scafatese e né Vibonese. Tutto ancora da giocare dopo 7 turni, mercoledì prossimo turno infrasettimanale in casa contro la Cireale. Complimenti alla squadra di Cozza che da quando è arrivato praticamente ha rivoluzionato anche l'aspetto tecnico della squadra calabrese, seconda vittoria consecutiva e addirittura questa seconda arriva contro questa corazzata del Siracusa Calcio. Proseguiamo la nostra carrellata riguardante le partite che si sono disputate domenica. Parliamo adesso della Ciriale che purtroppo cade in casa ancora una volta, questa volta grazie anche all'Enna guidata da Beppe Pagana. Risultato finale 2-1 proprio dell'Enna nei confronti del Città di Aciriale.
Alla ricerca di una svolta per abbandonare le ultime posizioni in classifica, Acireale ed Enna si affrontano in quello che sembra proprio uno scontro diretto per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Nella settima giornata di Serie D i padroni di casa vogliono abbandonare quella che è la zona rossa dopo le fatiche infrasettimanali nel recupero contro la Regina. Sul fronte opposto i gialloverdi si trovano in piena zona playout e non vincono da 3 giornate. Formazioni Acireale con Zizzania, Kremenovic, Marchetti, Rodio, Di Mauro, Esposito, Callegari, Danfa, Andreassi, Lucaris, Sueva, risponde Lenna con Zimeoli, Calombola, Demoleon, Baie, Amenta, Moreso, Cardore, Timmoneri, Cicirello, Luscia, Barrile, tutto pronto col film del primo tempo. Attacca e subito la Cireale, pericoloso con il cross dalla destra di Andreassi. È fondamentale l'intervento sul primo palo di Amenta che allontana prima che possa arrivare Sueva. Sul fronte opposto calcio di punizione per Lenna, ci prova Cardore, contiene Zizzania, minuto 22, cross di Barrile, un terzo tempo incredibile di Giorgio Cicirello, vale il gol dello 0-1, rete dell'ex per il bomber e capitano giallo-verde. Vediamo lo stacco imperioso, Zizzania non può nulla, dall'altra parte calcio d'angolo, c'è la sponda, la girata di Sueva in qualche modo la tiene lì Simeoli, sempre Gianluigi Sueva che si mette addosso la formazione. Amaranto cerca spazio alla distanza, la conclusione respinta, la seconda finisce invece fuori, finisce anche il primo tempo. Con le immagini siamo già alla ripresa, prova subito la Cireale con il neoentrato Marchionni che la mette su Milo dalla sinistra, il cross, sembra tutto fatto per il gol del pareggio, ma Sueva colpisce la traversa da pochi metri, piove sul bagnato in casa Cireale perché si becca per nervosismo questo giallo, il secondo Milo della propria partita, e allora il conseguente cartellino rosso a Cireale che però riesce a trovare la forza di reagire. Calcio d'angolo di Marchionni, Rodio mette il cross dentro, posizione più che dubbia quella di Sueva che trova comunque il gol del pareggio. La zampata che a 4 dalla fine può valere il punto per i padroni di casa, ma la partita non è ancora finita. Lenna vuole a tutti i costi la vittoria ed è clamoroso il palo colpito dalla compagine giallo-verde che riparte velocissima al minuto 92 da rotella per Sena, il colpo della vittoria, il colpo dell'1-2. Nel finale invece lo stesso Sena potrebbe trovare la doppietta, o meglio poteva servire in mezzo per Luscia, ma decide di andare in maniera egoistica alla conclusione. Finisce la partita, finisce con la contestazione per la Cireale, finisce con la vittoria dell'Enna che torna così al successo. Enna dunque che torna al successo, devo dire anche abbastanza meritatamente, nei confronti del Città di Acireale. 2-1 il risultato a favore della squadra di Beppe Pagana. È arrivato il nostro ospite. Ciao Francesco, ben trovato. Ciao Ettore, grazie per l'invito. Allora, vogliamo parlare di questo calcio dilettantistico. Tra l'altro tu sei il direttore responsabile di una bella agenzia di informazione sportiva dilettantistica, parliamo di Sport Sicily. Quest'anno è un campionato particolare, sia quello di Serie D ma anche quello di eccellenza, molto seguito. È un campionato molto seguito, gioco forza, le 12 formazioni siciliane attirano ancora di più l'interesse dei nostri conterranei ed è un campionato che sta rispettando le attese perché comunque è molto movimentato, tante sorprese. Per fortuna quest'anno non c'è né Trapani, né Catania, né Bari, esatto, né Avellino, no? Per cui qualche squadra che un po' meno blasonata potrebbe raggiungere la Lega Pro la prossima stagione. E in questo girone, parliamo del girone I del campionato di Serie D, Scafatese, Siracusa e io ci metterei dentro anche la Vibonese, non so se sei d'accordo. Sono d'accordo perché la Vibonese è la classica squadra che nessuno si aspetta, ma non dobbiamo dimenticarci che ha fatto tanti campionati di Serie C negli ultimi anni. Nonostante qualche piccolo segnale, anche un po' di scoramento del dottor Caffo, del presidente, del proprietario, però è una squadra che ha mollato prima della fine della stagione, ma ci può anche stare quando magari in quelle 2 stagioni incontri Catania e Trapani che erano veramente una spanna sopra le altre. Voglio farti parlare adesso del Ragusa e del Paternò, perché nel frattempo sono già partiranno proprio in questo istante le immagini del pareggio che è finito 0-0 l'incontro. Dove si collocano queste 2 società, Ragusa e Paternò, in questa stagione nel campionato di Serie D? Una mezza classifica oppure devono guardarsi anche possibilmente da una zona retrocessione che in questo momento non c'è, però?
Sono due squadre che intanto sono state costrette, ognuno ovviamente per le proprie ragioni, a ricostruirsi durante l'estate, perché il Paternò ha fatto il salto di categoria ma ha perso tanti protagonisti della scorsa stagione. Certo, passati tra l'altro all'Athletic Club Palermo, mentre il Ragusa è stato al centro del ciclone ignoffo durante l'estate, è arrivato Mister Erra, quindi anche lì un po' di assestamento ci vuole. Sono due squadre che secondo me potranno raggiungere la salvezza anche senza play-out, anche in maniera abbastanza tranquilla, perché il Paternò ha iniziato benissimo con Mister Catalano. E, tra altre cose, Mister Catalano alla prima giornata si è preso la rivincita sul Pompei. È vero, che lo ha battuto, quando allenava il Favara. E anche Retucci che gioca punta lì al Paternò. Il Ragusa chiaramente necessita di un po' di assestamento, però con le ultime mosse, con gli ultimi aggiustamenti della dirigenza, c'è la presenza. Insomma, dovrebbe essere una stagione tranquilla, no Francesco? Poi con i fratelli Cutrufo che sono tornati in sella, sono indice di qualità, di sicurezza. Altra partita che dobbiamo prendere in considerazione è quella tra San Cataldese e Pompei. Anche queste sono due società che probabilmente ancora debbono dire esattamente cosa vogliono da questa stagione, perché il Pompei tra l'altro si è anche ulteriormente rinforzato. La San Cataldese vive tra l'altro con una forza mentale importante di Pidatella. Assolutamente sì, però posso dire che la San Cataldese, almeno nelle griglie iniziali, era tra le squadre che potevano comunque lottare per salvarsi anche l'anno scorso, complice anche qualche scossone a stagione in corso, il cambio alla dirigenza, c'è stato un po' di difficoltà, però alla fine è arrivata la salvezza, complice anche fattori extra come ad esempio il Lamezia che si è ritirato e altre situazioni. Pompei che per il momento è la squadra che forse sta deludendo un po' di più le attese, complici il grande mercato. Ci si aspettava un po' di più effettivamente, rispetto al mercato fatto. Esatto, tanti giocatori di categoria, mi viene in mente Rizzo, mi viene in mente De Luca che è arrivato dopo. Ex Catania. Esatto, anche altri giocatori che sono arrivati in estate, ci aspettava qualcosina di più, sembrava che lo scossone che è avvenuto nei giorni scorsi potesse cambiare qualcosa, però sottolinea ancora una volta le difficoltà dei campani. È vero. E vogliamo parlare a questo punto di questa Scafatese, perché c'è aria di crisi, ma è soltanto un pareggio interno con il Sambiase, perché appena non arriva una vittoria, una squadra importante come la Scafatese parla di crisi. Secondo un po' di presunzione anche da parte dei tifosi? Molto passa, credo, anche proprio dalle piazze, no? Basti dire che dopo la prima giornata il Siracusa ha perso in casa del Sambiase e tutti parlavano di Turati non adeguato e tante altre cose. Per la Scafatese penso che valga la stessa cosa, in testa alla classifica per i propri meriti e anche magari per demeriti di chi insegue, perché c'è molto equilibrio quest'anno in Serie D, come dicevi tu, non c'è l'ammazza campionato. Devono avere pazienza, deve essere brava la società prima ancora che i giocatori in campo a trasmettere calma, a trasmettere fiducia, perché il campionato è lungo, siamo appena alla settima giornata, decisamente lungo, ne mancano ancora 31, forse di meno, comunque siamo lì, siamo ancora a ottobre, il campionato è lungo, adesso arriveranno i freddi, quindi qualcosina cambierà e probabilmente arriveranno anche i nuovi acquisti a dicembre, no? Perché comunque sei meglio di me che a dicembre bene o male molte società mischiano le carte, nel senso che se devono trovare la differenza di un giocatore che può portare punti importanti, sono pronti a spendere, e credo che insomma Scafati un po' di soldi ci stanno. Sì, assolutamente, sono società importanti, la Scafatese, lo stesso Pompei, comunque in Campania da sempre c'è stato grande investimento per le squadre che vogliono tentare il salto nei professionisti. Permettimi una piccola digressione, quest'anno rispetto all'anno scorso si spera, ma gli auspici sembrano essere questi, che non ci siano quelle squadre, una più di una, che disimpegna a stagione in corso, il che potrebbe rendere anche un po' più equilibrato, avvincente anche fino alla fine. Basti dire il Trapani l'anno scorso ha quasi totalmente svaligiato il Lamezia, ha preso Marco Palermo, ha preso altri giocatori, quest'anno potrebbe essere un po' più avvincente, anche perché non ci sarà la squadra che molla gli ormeggi, magari negli altri gironi ci sarà, non lo sappiamo, però aiuta a rendere più equilibrato il campionato, perché come abbiamo visto il Pompei ci piace di più però così, perché in questa maniera sino all'ultimo c'è questa incertezza e tutte le squadre cercano di prendere punti importanti in qualsiasi campo, soprattutto magari in qualche campo pericolante dove devi andare a vincere non soltanto con una forza tecnica ma anche con una forza fisica, no? Sotto questo punto di vista. Certo, è importante per le squadre, per tutte le squadre che lottano per tutti i traguardi, è importante
importante fare più punti possibili subito. È vero. Perché chi si può salvare con qualche giornata d'anticipo può anche allentare un po' la tensione all'arrivo della primavera, che è sempre pericolante. Giocarsi tutto fino alla fine. Invece chi deve lottare per il titolo vuole arrivare spedito. È vero. C'è crisi secondo te a Licata? Perché insomma perde anche in casa della Regina. Io non credo che sia una crisi tecnica, forse è una crisi tra virgolette che potrebbe essere un po' societaria, cioè la società non ha dato un quadro preciso su quella che deve essere la nuova stagione. Ho una sensazione, la mia. No, la tua è una sensazione secondo me corretta, magari io non vivo in maniera radicata la situazione del Licata, però è una società che, pur avendo secondo me speso bene durante l'estate, uno su tutti, Tommy Bonanno, che è un attaccante, una garanzia in Serie D. Fortissimo, per la Serie D è fortissimo. È però una società e di conseguenza una squadra che non sembra ancora ben inquadrata, non sa ancora se essere carne o se essere pesce. La sensazione è che però, come succede in questi casi, basti poco, basti una scintilla, una vittoria per magari riaccendere anche l'ambiente, certo, di conseguenza rasserenare gli animi. Certo, certo. Vedremo cosa succederà a partire dalle prossime settimane. Per intanto ci guardiamo la vittoria, purtroppo in maniera negativa, in questo caso per il Licata, la vittoria della Regina 1914, vittoria per 2-1. Sentiamo anche la voce di mister Pergolizzi. Per me abbiamo fatto un ottimo primo tempo veramente, giocato bene, giocato di gamba, cioè ripartivamo, però purtroppo non abbiamo chiuso la partita e questo è un rammarico, ma è anche una cosa non positiva da parte nostra. E al secondo tempo non abbiamo cominciato e non abbiamo fatto male, cosa è subentrato anche già nel primo tempo, avendo solo un'alternativa del 2006 e uscendo Vesprini si è dovuto adattare Forciniti, no? A fare il terzino, che non l'ha mai fatto, quindi essendo che stavamo avendo un po' di difficoltà abbiamo dovuto dovevamo cambiare col 2005, sempre il solito discorso di Perri, cambiare Cham per mettere Porcino, per cambiare un altro e mettere un altro difensore, quindi questo probabilmente nel cambiamento ha portato un po' la squadra a fare un passo indietro, però c'è da dire che non è stato un buon secondo tempo, assolutamente, anche perché ci siamo difesi, volevamo portare a casa il risultato e siamo contenti, abbiamo corso, siamo contenti, però la partita sono due partite a sé, un primo tempo fatto per bene, un secondo tempo fatto veramente male. Io ho scelto di venire a Reggio, ne sono felice, ne sono contento e oggi altrettanto di più, perché andare sotto la curva, bene o non male, che ti applaudono, perché comunque i tifosi credo che alla fine voglio vincere questo campionato, come lo vinci e come non lo vinci, una volta vinto per Goizzi dovevo andare a battere, ma noi l'abbiamo vinto e quindi lo sto dicendo in questa maniera qua, potrebbero dire hanno vinto, però io ripeto, per me questa, lo dico, la scelta di venire a Reggio è questa, perché comunque il fatto di andare sotto la curva e ricevere degli applausi, giusti o sbagliati che siano, o forse metà curva il primo tempo doveva provare, o il secondo tempo no, questo mi fa piacere, significa che ho fatto la scelta giusta, poi ci può stare, posso andare bene, posso andare male, io ho sempre detto sono qua per vincere questo campionato, poi fatemelo dire, lo vinco giocando male, lo vinco dando spettacolo, è tutto, importante è che vinceremo questo campionato, ne sono sicuro. Poi dite sarò presuntuoso, ok, voglio essere presuntuoso, va bene? Che atteggiamento quello di Pergolizzi, però c'è un po' di determinazione che probabilmente ci può anche stare in Serie D, Francesco. È il temperamento di un allenatore che anche quando era a Palermo era assolutamente così, sì, è il temperamento di un allenatore che negli ultimi 3 anni ha vinto 2 campionati, ha vinto a Palermo, ha vinto a Campobasso, è un vincente, è penso uno dei pochi allenatori del girone di Serie D a poter vantare almeno un campionato vinto in Serie D. Sì. Penso che se lo possa anche permettere, curriculum alla mano. È chiaro, tutti però vogliono mi hai detto vincere. che insomma a Reggio Calabria non è che abbiano fatto una squadra che deve stravincere questo campionato, quindi può darsi che le doti di Pergolizzi serviranno per dare il meglio da una rosa che sembrerebbe limitata.
Sì, non è un organico all'altezza di quello del Palermo del 2019, non è un organico anche all'altezza di 2-3 organici che secondo me spiccano, che sono quelli di Scafatese, Siracusa e Vibonese, e metto anche Pompei. Secondo me la Regina, al di là di un paio di elementi, salta all'occhio Nino Ragusa, salta all'occhio Barillà, però anche lì il portiere Martinez, però anche lì credo che lui debba essere bravo a trovare quell'amalgama giusta che gli consenta nei momenti di difficoltà in cui magari i singoli non spiccano, di vincere, come dice lui, le partite giocando male. È vero, è vero. Senti, che campionato faranno Castrum, Favara e Nissa, che tra l'altro si sono incontrate domenica ed è finita 2-2, 2-0 addirittura per la Nissa a pochi minuti, poi c'è stato questo pareggio, credo anche abbastanza meritato. Ma che campionato faranno? Cioè, come le inquadri queste due società in questo girone I del campionato di Serie D? Allora, parto dal Castrum, è una squadra che secondo me sarà difficile da sconfiggere. Infatti, se non erro, ha perso 2 volte in questa stagione, è uscita dalla Coppa ai rigori se non ricordo male, quindi è una squadra dura da battere, anche perché c'è un allenatore di categoria, è il classico allenatore che serve. Infantino è perfetto per la Serie D. E lo ha dimostrato fino a domenica con 2 gol di scarto e anche un primo tempo giocato sotto il livello previsto dal Castrum. Molti avrebbero mollato gli ormeggi, e invece lui no. Invece ha dato quegli input giusti. È chiaro, poi si è fatto l'autogol da solo Semenzin facendosi espellere. Però anche lì il mestiere di De Min è stato molto bravo, nonostante sia molto giovane, è riuscito a farle espellere e poi la partita cambia ulteriormente. La Nissa è una squadra che per il momento non sta cogliendo i frutti sperati, in primis dal presidente e poi anche dalla tifoseria. Infatti le dichiarazioni del presidente ci fanno capire che vorrebbe di più da questa squadra. Assolutamente, ma perché ha fatto degli investimenti importanti, notevoli. Ha portato giocatori importanti. I primi nomi che mi vengono in mente sono quelli di Bollino, Samachè, che hanno vinto il campionato a Trapani e non l'hanno vinto da ultimi arrivati. Bollino è un giocatore da Serie C, Samachè era l'alternativa alla punta centrale, che era un certo Cocco, quindi giocatori di caratura, giocatori di pedigree importante che non stanno rendendo, ed è proprio a loro che si è rivolto, perché evidentemente si è reso conto il presidente. Ma siamo soltanto alla 7ª giornata, aspettiamo ancora un po' magari? Assolutamente. Non so se sei d'accordo. Anche perché dicembre è vicino. Infatti, guardiamoci il servizio 2-2 tra Castrum Favara e Nissa FC. Nella 7ª giornata di Serie D il Castrum Favara ospita la Nissa per una sfida che mette in palio 3 punti pesantissimi, padroni di casa reduce dal successo esterno di Paternò, che ha interrotto una serie di 2 sconfitte consecutive ad una lunghezza di distanza. In graduatoria la Nissa cerca il cambio di rotta dopo il KO per 2-0 casalingo contro il Pompei. Parte subito fortissimo la Nissa dopo 3 giri di lancette, il rotulo innesta Bollino che calcia trovando però l'ottima respinta da parte di Scuffia. Proprio da un rinvio errato dell'estremo difensore della Castrum Favara, Nissa che trova il gol del vantaggio, recuperato infatti da Maltese, che con un meraviglioso tocco sotto, dopo essersi spostato il pallone sul mancino, porta in vantaggio i giallorossi. Ancora un Eurogol del numero 80 che in questo momento vale il vantaggio nisseno. Gara che si gioca per lo più sulle doppie palle, scorriamo fino al 38esimo con Bollino, duetta con Rotulo, viene esteso al suo ingresso in area di rigore, accordata la massima punizione dal direttore di gara per questo intervento ai danni di Rotulo. Dal dischetto va Mauro Bollino col mancino, spiazza Scuffia, 2-0 della Nissa al Bruccoleri di Favara. Termina così anche la prima frazione di gioco. Passiamo allora con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. 5 minuti da rientro in campo delle 2 formazioni, apertura a sinistra per Baglione che si accentra e calcia trovando la respinta da parte di Elesai. Cerca il 3-0 la compagine nissena con Rotulo che parte da sinistra, si accentra, cerca il destro dal limite, potente ma non preciso. 6 minuti dopo l'ora di gioco però è la Piana a mettere in moto il compagno di squadra Deiana, serve Muda Siru che grazie ad una deviazione accorcia le distanze beffando Elezai.
C'è ancora una partita al Bruscoleri di Favara, dentro anche Semenzin per Samaché, dura appena 10 minuti la partita del tornante argentino, espulso per un colpo proibito. Smissa che dovrà proseguire in 10 uomini. All'81esimo tocca da loro rilevare Bollino, 4 minuti più tardi spazio a Diaz per Rotulo, a 2 dal 90esimo arriva però la beffa sventagliata di Vaccaro per La Piana che mette un cross sul secondo palo, dove arriva puntuale all'appuntamento Sandro Baglione, beffato Elezai e Castrum Favara che riacciuffa la partita a 2 dal termine, dentro anche Pagano per Maltese. Al quarto di recupero Deiana atterra Vaccaro e si guadagna il suo secondo giallo. Si termina così in 10 contro 10, ma non c'è più tempo, 2-2 il risultato finale del Bruscoleri di Favara. La Nissa avanti di 2 reti viene rimontata al Castrum Favara. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. E chiudiamo il tabellino riguardante il campionato di Serie D parlando della vittoria della città di Sant'Agata. Crisi sino a un paio di settimane fa, poi 3 vittorie di seguito, è cambiato tutto in casa del Santa Domenica Vittoria, mentre invece l'Acragas continua insomma, ad essere dentro una crisi che probabilmente sembra irreversibile, anche se siamo soltanto alla 7ª giornata. Un pensiero, Francesco? Sì, partiamo dal Città di Sant'Agata, che è una squadra che chiaramente ha pagato lo scotto del ribaltone tecnico, perché comunque è difficile sostituire un tandem come quello composto da Facciolo e da Meli, che stanno facendo molto bene a Vibo tra l'altro. Stanno venendo su bene, la sensazione è che possano essere quella squadra un po' come gli ultimi 2 anni che erano lì, zona playoff. Sì. Ci si spera. Ci è voluto del tempo a Raciti per assestare tutto, fisiologico. No? C'è stato anche il cambio in panchina con Raciti, che è tecnico che secondo me vale una D di alto livello. Lui ha fatto benissimo in C, al Siracusa, al Messina, quindi è un tecnico che sa il fatto suo, sa come lavorare. L'Acragas alla fine, quello che si vede in campo è lo specchio di quello che succede fuori, perché comunque c'è tanta confusione, neanche la presenza di un dirigente navigato come Strano riesce a porre rimedio. Il valzer tra Bonfatto e Rigoli non ha aiutato. Io non ritengo l'Acragas una rosa da ultimi posti della classifica, perché comunque ha dei giocatori interessanti, c'è Meola, c'è Lofaso, sono giocatori comunque buoni per la categoria. Manca la serenità, manca anche l'appoggio, per carità, anche dell'ambiente. L'ambiente agrigentino purtroppo è molto tendente al risultato. Non pensavano di dover soffrire quest'anno, quindi esatto. Guardiamoci gli highlights e contemporaneamente sentiamo e vediamo la voce di Lillo Bonfatto, mister dell'Acragas. Abbiamo segnato, abbiamo fatto anche altre azioni per fare gol, però io voglio ricordare bene il secondo tempo, perché poi il secondo tempo non abbiamo avuto più coraggio di giocare, e quello la mia squadra non lo deve fare. Poi abbiamo preso 2 gol, secondo me, per disattenzione, e non ce lo possiamo permettere per la classifica che abbiamo, anche per i giocatori che abbiamo, e quindi dobbiamo essere molto più scaltri, più svegli, più convinti di fare le cose per bene, perché la squadra ha preso 2 gol uguali su due punizioni, quindi significa che durante la settimana ci lavoriamo, però è mancata quell'attenzione che poi ci fa perdere le partite, ci fa perdere i punti, ci fa perdere anche consapevolezza, eccetera eccetera. Io ho chiesto ai ragazzi che il nostro campionato deve essere fatto, sì, vero, è un campionato difficile, dobbiamo cercare ogni domenica di tirare il massimo, di acquisire più punti possibili, però quella paura che lei mi dice a tratti le ho viste, soprattutto quando, ma molto probabilmente è anche la classifica purtroppo, quindi abbiamo voglia di tirarci su, e lo vedo negli occhi durante la settimana di questi ragazzi, perché poi alla fine lavorano veramente bene, però purtroppo non parlo di fortuna o sfortuna, però ogni tanto gli episodi ci girano a sfavore. Con questo non voglio dire che il Sant'Agata non abbia meritato la partita, assolutamente, se ha vinto significa che ha meritato tutto.
Prima di fermarci con la pausa pubblicitaria, una battuta veloce proprio per chiudere il discorso di Serie D. Quali sono le 2 squadre che lotteranno sino alla fine? Valuta che ce ne sono 3-4, sì. Io te ne chiedo soltanto 2, quindi restringo la possibilità di difficoltà. Allora, per me Siracusa e ti dico Vibonese. Addirittura, quindi sì. La scafatese quasi quasi la tieni fuori. Sì. Per la questione ambientale che dicevamo prima. Sì, è vero. Bene, allora a questo punto ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e parleremo anche e soprattutto dei 2 gironi del campionato di eccellenza. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Ancora insieme, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, in diretta il mercoledì a partire dalle 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Vi ricordo che questa puntata la potete anche rivedere in replica la stessa serata del mercoledì a partire dalle 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Salutiamo anche gli amici di Sesta Rete che appunto hanno modo di vedere la nostra trasmissione sempre nella stessa serata del mercoledì, ma a partire dalle 21:30. E adesso parliamo di eccellenza, lo facciamo subito con il girone A. Un girone A dove c'è anche un po' la sorpresa a San Giorgio Piana. Guardiamo subito i risultati perché così ci rendiamo conto come questo girone A certamente è molto interessante. Marsala che perde in casa proprio contro il San Giorgio Piana 1-0, Casteldaccia batte Castellammare 1-0, Città di Gela batte Parmonval 4-0, Città di San Vitolo Capo batte Super Giovane Castelbuono 3-0, Don Carlo Misilmeri batte Lascari Cefalù 2-1, pareggio tra Oratorio Sancile e San Giorgio ed Accademia Trapani, Folgore Castelvetrano batte Partinico Audace 2-0 ed infine Unitas Sciacca Athletic Club Palermo 1-1. Guardiamo la classifica, abbiamo detto di questa sorpresa del San Giorgio Piana, in testa con l'Athletic Club Palermo, 14 punti per le 2 squadre palermitane, 12 punti Città di Gela e Don Carlo Misilmeri, 10 punti Castellammare ed Unitas Sciacca, 9 punti Città di San Vitolo Capo e Parmonval, 8 punti per il Partinico Audace, con 7 punti Accademia Trapani e Super Giovane Castelbuono, 6 punti Folgore Castelvetrano ed infine Marsala 1912, Lascari Cefalù ed Oratorio Sancile e San Giorgio con 4 punti, chiude la classifica il Casteldaccia con 3 punti. A parte la sorpresa super inaspettata del San Giorgio Piana, parliamo invece di Unitas Sciacca e parliamo anche di questa Athletic Club Palermo. La scorsa settimana ospite qui a Penalty il centrocampista capitano Valenca, molto determinato, come del resto credo sia determinata la società, perché il progetto di Serie D è, non dica un passo, ma insomma si vede da vicino. Assolutamente sì, è un progetto che prende vita da lontano. Al primo anno di eccellenza siamo salvati all'ultima giornata,
l'anno scorso un campionato più di conoscenza degli alti vertici, perché comunque tante scelte alle quali hanno posto rimedio, provato a porre rimedio a dicembre, quest'anno sono partiti col blocco. Alcuni sono come dire, contrari al blocco, però il blocco Paternò... Il blocco fa tanto. Poi mettici dentro dei giocatori importanti, ex professionisti, e fai probabilmente bingo. Assolutamente sì, anche perché ti posso dire, li ho visti giocare in Coppa a Piana degli Albanesi contro il San Giorgio. Mi ha stupito la tranquillità, ma anche la concentrazione con cui i giocatori che vantano decine se non centinaia di presenze tra professionisti giocano a queste categorie. E queste cose sono importanti nel campionato di eccellenza. Esatto, no? Anche perché un giocatore come per esempio come Mazzotta, come Crivello, che ha giocato centrale, che non ha mai fatto il centrale in carriera, ha fatto il centrale a 3, ha giocato anche con una umiltà che non è scontata. Si sono calati nella categoria, diciamo. Esatto, nell'ambiente e nella categoria. È vero. Guardiamoci il servizio, pareggio tra Unitas Sciacca ed Athletic Club Palermo. Sfida nei piani alti della classifica al Luigi Gurrera di Sciacca. L'Athletic Club Palermo di mister Filippo Raciti cerca prestazione e risultato contro un Unitas Sciacca che, come i nerorosa, possiede 0 alla voce sconfitte in campionato. Nel primo tempo è la formazione di mister Galfano a dare il ritmo al match, e qui il pallone giocato verso Concialdi, rimane dietro Anniosi che con il destro a giro crea la prima occasione della partita. Sciacca che cerca la seconda vittoria di fila dopo quella ottenuta contro Accademia Trapani. Qui il pallone giocato in profondità verso Galfano che con il sinistro spaventa ancora una volta Romano, è solo il preludio al gol che arriva poco più tardi. Qui il pallone giocato in profondità verso D'Amico che con il destro batte Romano e scrive l'1-0, tutta la felicità dei 2500 tifosi dello Sciacca. Con le immagini passiamo alla seconda frazione di gioco. Athletic Club Palermo che cerca la risposta, Mazzotta scambia con Esposito, controlla il pallone all'interno dell'area di rigore, poi scarica dietro per Prezzabili, il suo sinistro va al lato, padroni di casa che hanno l'opportunità di portarsi sul +2 con il sinistro di Concialdi che su calcio di punizione colpisce la traversa. Si passa da un sinistro all'altro, qui Valenza col pallone in area di rigore, Pedro Torres tutto solo non riesce a deviare il pallone verso la porta. Nero Rosa che concedono inevitabilmente le ripartenze alla squadra di casa. Qui Camara riceve il pallone, punta occhio negli occhi Raimondi e poi con il sinistro spaventa Romano. Atletic che cerca la via del gol attraverso una delle armi più importanti, lo sviluppo da palla inattiva. Qui Valenza, il pallone in area di rigore e poi Matera in sforbiciata addosso a Gebarcheba. Quando tutto sembra ormai finito, mister Filippo Raciti chiede ai suoi di gettare il cuore oltre l'ostacolo, e chi salta più alto di tutti è Giuliano che di testa incorna il pallone che vale l'1-1 e che regala ai nerorosa un pareggio ormai insperato. È un campionato di eccellenza certamente interessante, perché tutte le partite, anche all'ultimo istante, possono cambiare di risultato. Potranno cambiare adesso le cose anche a Gela, perché il Gela insomma sì ha vinto, però sappiamo benissimo che c'è molto fermento, arrivano nuovi acquisti, insomma prima o poi questa quadra Gaspare Cacciola dovrà trovarla in questo Gela. Assolutamente sì, tra l'altro è un Gela che ha vinto 3 partite di fila in casa sempre senza subire gol. Questo sicuramente è un buon segnale, perché affrontava tra l'altro la Parmaval che non è una preda facile, almeno per quello che ha fatto vedere quest'anno. Bello inizio di stagione. Assolutamente sì, ha rifilato 4 gol, tra l'altro giocando a tratti anche un bel calcio. Ci si aspetta una reazione d'orgoglio, perché comunque è una squadra che a livello di interpreti non si può discutere. Tanti giocatori hanno vinto il campionato sia nel girone A che nel girone B nell'ultima stagione, ora si è aggiunto anche Angelo Caronia e credo che sia una squadra che può dire la sua. Consentimi una piccola digressione, perché a 12 punti c'era Don Carlo Misilmeri anche,
zitta zitta, la squadra di Tommaso Napoli è lì. Assolutamente 5 vittorie consecutive, subendo un solo gol, tra l'altro su calcio di rigore domenica all'Ascari, contro una squadra che per me è in crescita, l'Ascari Cefalù. Adesso ai quarti di finale di Coppa contro il Città di San Vito. Se la gioca, dall'altra parte c'è Athletic Unitas di nuovo. E consentimi di dire che ora domenica arriva al Partini Caudace a Misilmeri, potrebbe essere l'occasione per capire se la Don Carlo può fare corsa di vertice. Ma guardiamo però anche il San Giorgio Piana, io direi, non sottovalutiamo anche il San Giorgio Piana. Tra l'altro ancora 0 gol subiti, vero, nonostante tanti ottimi interpreti dal centrocampo in su, è una squadra che non ha ancora subito gol in campionato. Insomma, ci piace questo girone A perché sicuramente ci regalerà tantissime emozioni sino all'ultima giornata. Voltiamo pagina, parliamo adesso del girone B. Si è giocata la sesta giornata, guardiamo subito i risultati delle partite che si sono proprio disputate domenica. Città di Aci Sant'Antonio batte Mazzarone Calcio 1-0, vittoria batte Città di Avola 2020 2-1, vittoria anche per la Leonfortese 1-0 contro la Leonzio 1909, Milazzo batte Real Siracusa Belvedere 1-0, Modica Calcio batte Imesi Atletico Catania 1-0, vittoria anche della Nebros 2-0 contro il Città di Mister Bianco, Rosmarino batte Gioiosa 1-0 ed infine Palazzolo batte Ionica FC 2-0. Diamo uno sguardo anche alla classifica dove troviamo in vetta questa accoppiata certamente molto interessante, Milazzo e Modica al primo posto con 18 punti, 13 punti per il Vittoria, con 12 Limesi Atletico Catania, 11 punti Città di Avola e Città di Aci Sant'Antonio, 9 punti per la Nebros, 7 punti Leonfortese, 5 punti Leonzio 1909 insieme alla Palazzolo e al Rosmarino, 4 punti Gioiosa, Real Siracusa Belvedere e Ionica FC. Chiudono la classifica il Mazzarone con 2 punti ed il Città di Mister Bianco con 2 punti. Questo girone B inaspettatamente ci sta regalando due squadre, il Modica non tanto, ma soprattutto il Milazzo, che inaspettatamente sono praticamente imbattute al primo posto. È una bella battaglia, credo, no? È una bella battaglia, bisogna sempre tenere conto del Vittoria, perché è una squadra che però poi verrà su. Sono d'accordo. In questo momento queste due squadre che hanno due anime diverse, perché da una parte c'è il Modica di Mister Ferrara che è sempre molto così, eccentrico, sì, molto... Però è un allenatore vincente, sottolineiamola questa cosa, perché i campionati li ha vinti. Esatto, come pochi come lui secondo me in Sicilia in categoria. E poi c'è il Milazzo di Mister Bognani che invece è uno dedito al lavoro, poco appariscente, bada molto al sodo. A Castelbuono l'anno scorso ha fatto qualcosa di eccezionale. Il miracolo della finale di Coppa Italia, tra l'altro con il rischio anche addirittura di vincerla, perché insomma anche in 10 hanno sfiorato un pareggio che poteva costare caro, in quel caso al Paternò, che poi dopo sappiamo benissimo che cosa ha combinato nella fase nazionale, l'ha addirittura vinta la Coppa Italia nazionale, quindi complimenti effettivamente a Bognani perché ha disputato un campionato interessante in quel di Castelbuono. Adesso chiaramente lì a Milazzo si può permettere anche una squadra che tecnicamente probabilmente è un po' più forte rispetto a quella che allenava lo scorso anno. Sì, sulla carta sì, perché comunque sono nomi già più noti, già più radicati nel territorio. L'anno scorso ha allenato tanti sudamericani che tra l'altro adesso giocano in squadre o di Dio di eccellenza, quindi ha fatto anche da talent scout in un certo senso. Però sì, è quella squadra che può giocare, il vantaggio del Milazzo è quello di poter anche giocare a mente un po' più leggera, perché il Modica sa di avere i favori del pronostico insieme al Vittoria, che addirittura deve inseguire a 5 la pressione punti. Della piazza a Modica è forte, ma a Milazzo chiaramente è un po' più tranquilla, no? Esatto, e poi tra le altre cose non penso che fosse l'obiettivo della società quello di vincere il campionato, quindi possono giocare su questo. Lo credo pure io. Guardiamoci il servizio, perché ha vinto una partita importante, difficile contro il Real Siracusa Belvedere, a proposito di quelle squadre che chiaramente non hanno i favori dalla loro parte, però poi ogni partita se la giocano sino alla fine, no? Quindi vittoria del Milazzo 1-0 proprio contro il Real Siracusa Belvedere. Ci guardiamo il servizio e poi prima di chiudere con la puntata odierna la battuta la facciamo sul Vittoria, perché dice bene Francesco, potrebbe essere la terza incomoda. Per adesso guardiamoci il Milazzo.
Gol in pieno recupero di Gabriele Franchina stende il Real Siracusa a Belvedere, consente al Milazzo di centrare la sesta vittoria di fila in altrettante gare di campionato e mantenere così la testa della classifica a punteggio pieno in compagnia del Modica. I rossoblù di Bognanni fanno valere la legge del Marco Salmeri e con grande carattere incassano 3 punti pesantissimi che continuano a far sognare in grande i mamertini. Rossoblù che ci provano sin dalle battute iniziali, prima è Diallo ad avere la palla del vantaggio ma il classe 2004 la spreca facendosi ipnotizzare da Incatasciato, poi Franchina servito in aria da Diallo spara di poco alto sulla traversa, quindi Ozaue di testa manda al lato la punizione di Gatto, subito dopo la spada col destro costringe Incatasciato agli straordinari ed infine Corso in tuffo di testa non c'entra la porta per centimetri. Gli ospiti si fanno vedere da calcio piazzato ma senza creare particolari problemi a Piccioni che invece si supera alla mezz'ora di gioco disinnescando in angolo con un super intervento il destro a colpo sicuro di Iannotti. Nella ripresa però il Milazzo spinge di più e solo 4 decisive parate di Incatasciato sulla botta ravvicinata di Diallo al 61esimo, sul destro da fuori area di Salvo subito dopo, quindi sul colpo di testa da pochi passi di Annello e sul diagonale mancino di Locantro all'88esimo negano ai rossoblù la rete del vantaggio. L'estremo del Real Siracusa però nulla può fare al minuto 95 quando Franchina da pochi passi mette in rete col destro il pallone che fa impazzire di gioia i tifosi del Marco Salmeri, una gioia incontenibile anche per il difensore ex Gia Virtus che poi va a ricevere il meritato abbraccio di tutto lo stadio. Per Franchina, il suo secondo gol decisivo in maglia rossoblù, si tratta inoltre della 4ª rete in campionato. Il Milazzo sale in classifica a quota 18 punti confermandosi capolista nel girone B di eccellenza con il Modica e potendo vantare il secondo migliore attacco e la migliore difesa del campionato con appena 2 gol subiti, entrambi fuori casa. Insomma, Franchina continua a stupirci, no? L'anno scorso è stato importante il suo campionato, quest'anno si è confermato perché insomma è arrivato a Milazzo ed è uno che fa gol pesanti da sempre, ma in modo particolare quello di domenica contro il Real Siracusa a Belvedere. Quindi un girone B che abbiamo detto probabilmente ha le 2 battistrada interessanti, Milazzo e soprattutto questo Modica Calcio, e poi questa terza squadra che potrebbe essere, l'hai già annunciata tu, questo Vittoria. Ma credo che forse manca ancora qualche cosina a Vittoria per rendersi conto di avere una squadra forte per cercare di vincere il girone. Si è d'accordo? Io vedo il Vittoria, sì ovviamente, io vedo il Vittoria quasi come il Siracusa di 2 anni fa. Sì. Una squadra che partiva con determinati presupposti per la stagione, però a dicembre trovò con gli acquisti, con gli arrivi, gli equilibri giusti. Privitera, Iraci, vennero giocatori di categoria e vinse i playoff. Il Vittoria può seguire la stessa strada. È vero che ha anche la Coppa eventualmente come seconda chance, ma è un cammino troppo troppo lungo, è molto più breve, però con la qualità giusta provare a recuperare i 5 punti o andare ai playoff. Certo. Nel frattempo stiamo vedendo le immagini di questa vittoria fuori casa in un campo difficilissimo come quello dell'Avola. Andare a vincere contro la squadra di Sirigu direttamente in casa dell'Avola non è mai facile e c'è riuscita, quindi complimenti a questo Vittoria perché comunque non si attarda troppo dalla vetta, quindi magari nei prossimi scontri diretti può cercare di agganciarla questa posizione importante. Sì, anche perché se non erro ha perso a Modica, sì. Deve ancora affrontare il Milazzo se ricordo bene, quindi già la possibilità in caso di vittoria contro la squadra dei Bognanni di dimezzare, più che dimezzare lo svantaggio. Poi è chiaro, il Modica è difficile da andare a prendere perché conoscendo Mister Ferrari è una squadra che se entra in fiducia è anche difficile da scalfire, però l'eccellenza è bella per questo, non sai mai cosa può accadere. Tra altre cose nell'ultimo weekend hanno vinto Leonfortese e Rosmarino che se non erano ancora a 0 vittorie, sì. Quindi anche loro si sono sbloccate, quindi rendono tutto più interessante. Lo abbiamo detto,
le partite diventano sempre più impegnative per tutte, anche e soprattutto per quelle che sono nella zona alta della classifica, che devono andare a giocare in campi dove insomma prendere punti è sempre molto difficile, quindi certamente si ingarbuglierà ancora di più, ho l'impressione, questo girone B prossimamente, perché oltre al Vittoria ci potrebbe essere anche l'Imesi Atletico Catania che potrebbe entrare, poi c'è sempre la lotteria dei playoff, no? Anche guadagnare una buona posizione nei playoff può dire anche qualcosa di importante per la stagione, no? Assolutamente, perché noi abbiamo visto soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni che anche varcando i confini regionali le siciliane si sono fatte valere. Non dimentichiamo che 2 anni fa la finale playoff nazionale era tutta siciliana, sì. L'anno scorso il Favara, ma se il Paternò non avesse vinto la Coppa, io penso che il Paternò sarebbe andato in fondo alla competizione se avesse dovuto disputarla. E tu poc'anzi hai nominato l'Avola, attenzione all'Avola perché potrebbe essere una bella sorpresa, perché ha fatto ha avuto la giusta idea, magari diversamente da come ha fatto il Vittoria, per esempio, di mantenere lo zoccolo duro, gran parte dell'ossatura della scorsa stagione, sì. È vero, è vero. Allora, siamo ai saluti. Francesco, parliamo di questa Sport Sicily che è diventata una bellissima realtà, insomma, dei social, date un grandissimo contributo al calcio dilettantistico siciliano. Che strada sta facendo il calcio dilettantistico? Si migliorerà sempre di più? Siamo in ascesa? Continuiamo a regalare emozioni ad un pubblico che comunque è notevole e considerevole anche, no? Assolutamente sì, lo vediamo, paradossalmente lo vediamo più nelle categorie ancora più basse, soltanto per una questione gerarchica come ad esempio la prima categoria, ma anche la promozione stessa. C'è sempre più competitività, c'è sempre più qualità, giocatori che fino a... C'è meno improvvisazione rispetto a tanti anni Intanto fa. a livello dirigenziale c'è molta meno improvvisazione, c'è anche un maggiore circolo di denaro, sì. Ma è unito proprio a quella che è l'abilità da parte dei dirigenti. Basti vedere, ci sono giocatori che fino a 3-4 anni fa erano intoccabili nelle alte sfere dell'eccellenza a giocare in squadre di mezza classifica di promozione, il che significa che, per carità, da un canto sono giocatori che magari calano un po', ma sono giocatori che danno ulteriore lustro al calcio siciliano. Il fatto che ci siano 12 siciliane in Serie D, mai successo nella storia. Il problema è che dovranno esserci poi 4 retrocessioni in questo girone del campionato di Serie D, quindi un po' di difficoltà le squadre siciliane secondo me le incontreranno. Assolutamente sì, però è anche un segnale di quello che è la crescita del movimento. Grande lavoro a 360 gradi, dai vertici federali fino ad arrivare a chi poi la domenica scende in campo, che sono i calciatori, che sono sempre più anche attirati dal fatto di venire a giocare in Sicilia, anche venendo da altre regioni, da altre nazioni, e questo è un segnale molto importante. Siamo stati assaltati da spagnoli, sudamericani e tanti altri. Grazie Francesco. Grazie a te, Ettore. Ci vedremo presto perché continueremo a raccontare quasi insieme questo momento dedicato al calcio dilettantistico siciliano. Grazie a Francesco Cammuca, noi ci congediamo da voi, vi diamo appuntamento chiaramente per la seconda parte di penalty domani a partire dalle ore 22 sul canale 19 di TVM Palermo. Vi ricordo che domani parleremo anche del turno infrasettimanale che si è giocato proprio oggi mercoledì in Serie D, ma chiaramente parleremo anche del campionato di promozione nonché del campionato di prima categoria. Grazie per essere stati con noi. Per penalty l'appuntamento è mercoledì prossimo in diretta a partire dalle 15:20 sul canale 15 di 7 Gold.